Il 24 maggio saremo a Mestre, una città bellissima che conosco, che non mancherà di apprezzare ancora per un'altra giornata che si prospetta divertente, piacevole e soprattutto ricca di musica, perché io, Graziano Galatone, Gio Di Tonno e Vittorio Matteucci, i cantanti di Bella, la canzone con la quale si sono innamorati di Esmeralda in questo spettacolo che è Notre Dame de Paris, abbiamo messo su uno spettacolo ormai che va avanti da qualche anno. Poi per vari motivi ci siamo dovuti fermare, ma non ci fermeremo ancora per tanto, perché come sapete tutto si sta riaprendo e torneremo alla grande con questo spettacolo che si chiama Canzoni per sempre. E perché Canzoni per sempre? Dovete sapere che noi tre lavoriamo da 20 anni insieme, ci siamo sempre scambiati idee, messaggi, ma non solo nella musica, anche nella vita. E allora abbiamo messo su questo spettacolo ed è molto piacevole, perché racconta un po' tutte le nostre vite musicali e attraverso arrangiamenti completamente nuovi, appunto interpretati da noi tre. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, 24 maggio, Teatro Corso Mestre. È un ritorno importante, come sapete, no? Anni terrificanti, però era normale pensare con ottimismo, e infatti siamo stati premiati perché siamo stati bravi, e quindi i teatri adesso riaprono alla grande con tanti spettacoli e con tanta voglia di divertirsi e di vedere spettacoli che fanno un po' dimenticare quello che è stato il periodaccio. E sapete che comunque noi facciamo sempre attenzione alle regole, perché bisogna sempre vigilare e stare attenti. Conoscere il proprio nemico è la legge primaria per vincere una battaglia. La musica cambia, è giusto che ci sia un'evoluzione, cambiano gli arrangiamenti, cambiano i suoni, cambiano gli ascolti, cambiano i metodi di ascoltare musica. Oggi i tempi si sono ristretti, ascoltare una canzone deve essere immediata perché non c'è più tempo, quindi bisogna subito studiare una musica piacevole che abbia un impatto eccezionale su chi ascolta. Non c'è tempo di ascoltare tutto il brano e lo vediamo in questi ultime produzioni, tanti cantanti nuovi, bravi, però che hanno pochissimo tempo e a volte si perdono perché le cose appunto vanno velocemente. Per il teatro è differente, il teatro ha bisogno di una struttura più forte, di una solidità, di una base più importante, perché il teatro va costruito con calma e deve durare nel tempo. Uno spettacolo teatrale ha bisogno di un investimento importante, non è come fare una base musicale con una home studio. Le home studio, sapete, sono degli studi fatti in casa, un testo, una base musicale. No, il teatro ha bisogno di una struttura scenografica, ha bisogno di una coreografia, di una regia, di una storia che duri nel tempo e che faccia innamorare, perché anche se vista più volte uno torna piacevolmente a rivivere quella storia, a immergersi nella storia. Quindi i ragazzi sono differenti, abbiamo una schiera di ragazzi che fanno musica appunto home studio, dove hanno un seguito sui social. Il teatro sapete che non si può seguire sui social, il teatro è vita, è comunicazione, ha bisogno di un pubblico, di una connessione, di vita, di respiro, di odore, di sapore anche, perché no? Perché bisogna assaporare una canzone con l'orchestra. E allora ripeto, sì, la musica di consumo di consumo veloce, ma il teatro ha bisogno di persone che hanno più tempo, più pazienza. Allora, progetti futuri di Graziano Galatone sono, intanto sapete che c'è questo grandissimo ritorno che non è un progetto futuro, è un futuro prossimo ogni volta, no? E abbiamo Notre Dame de Paris, il ventennale di Notre Dame de Paris, che sta praticamente sbancando i botteghini perché è uno spettacolo appunto teatrale studiato ad hoc.
E progetti appunto sono il nostro spettacolo Canzoni per sempre, che porteremo per tutta l'estate, per tutto l'inverno prossimo in giro, perché stiamo recuperando, però siamo più carichi, non c'è problema. E poi ci sono canzoni, scriviamo, non ci fermiamo, e per cercare di regalare al pubblico sempre una bella emozione.